La sua auto è stata coinvolta in una rapina, ci servono gioielli e contanti per verificare le indagini. È la solita famigerata trappola telefonica con cui i truffatori fanno leva sulla paura e sull'effetto sorpresa. Questa volta però il raggiro è finito nel peggiore dei modi per il malintenzionato. A Nimis un'anziana è stata contattata da un finto carabiniere. Spaventata dall'imminente arrivo a casa dei presunti agenti, la donna è riuscita ad avvisare i propri familiari. La reazione è stata immediata, con la chiamata al numero unico di emergenza 112 che ha messo in allarme la centrale operativa di Cividale del Friuli. Sul posto intervenuti in pochissimi minuti i carabinieri della stazione di Tarcento insieme ai colleghi in borghese del NOR. Il truffatore, un 19enne arrivato dal Lazio, era già riuscito a farsi consegnare alcuni monili d'oro e 2 orologi. Appena varcata la soglia di casa, però, ad attenderlo ha trovato i veri militari. Per il giovane sono scattate le manette con l'accusa di truffa aggravata, mentre l'intera refurtiva è stata subito restituita alla donna. Quello di Nimis non è stato un episodio isolato. Nella stessa giornata nel Cividalese sono stati registrati altri 6 tentativi di truffa con lo stesso schema, tutti falliti grazie alla reattività dei residenti che hanno allertato tempestivamente le forze dell'ordine, costringendo i malviventi alla fuga, continuando a confermare un'inversione del trend che fa ben sperare. Resta però salda la raccomandazione dell'arma, fondamentale: nessuna forza dell'ordine chiede mai denaro o gioielli a domicilio, al minimo dubbio bisogna sempre chiamare il 112.